questo romanzo cadono molte maschere, ma soprattutto l'autore risulta più vulnerabile. Come lo descriverebbe? Questo non è un romanzo, è un atto di onestà, di lealtà verso chi mi legge, verso i miei figli, verso i miei amici, verso tutti, perché io rischiavo di morire frainteso e non c'è peggior condanna, altro che l'inferno, purgatorio, quelle balle lì, non c'è peggior condanna per un uomo o per un essere umano che morire frainteso. Per cui lì la prima parte è autobiografica, ho dichiarato quel che è successo e siccome mi reputo abbastanza cauto, non intelligente, se fossi intelligente non sarei qui, mi reputo abbastanza cauto che se per caso ho la fortuna di vivere ancora 10 anni, farò quello che il protagonista di quel libro fa, cioè si ritira, va nella sua baita, si vive lì con i suoi tramonti, col suo cane, se c'è qualche amico che vuol venire a trovare la porta è aperta, non metterò chiavi sulla porta perché non ci sarà nulla da rubare. Ecco una cosa bella, non metterò le chiavi alla porta o le telecamere, perché se metto quello non ho capito nulla, la casa è aperta, questo vorrei fare. Quindi è un romanzo verità, è una confessione per non morire frainteso, che poi la prende ognuno come vuole. Come disse Antonin Artaud, anche lui un altro morto in manicomio, nessuno ha mai scritto, dipinto, scolpito, fatto musica, io aggiungo cantato, ballato, se non per uscire di fatto dall'inferno. Io continuo a fare il mio lavoro, le sculture, se ho forza vado a scalare i libri, ma lontano dalla foto, lontano da queste cose, anche lontano da questa telecamera. Ora io avrei potuto far benissimo a meno di fare sta cosa, ma la vanità mia è difficile a eliminarsi. E però dovevo anche un piacere a voi, che se avete piacere di fare una domanda a questo cialtrone non potevo dire di no, altrimenti risultava un arrogante, un pieno di me, cioè è difficile combinare i giudizi umani e l'unico è sparire. Io che non faccio demagogia coi giovani e voglio loro bene e non hanno nessuna possibilità e non vengono premiati, queste terze età, no? Di gente già postuma, siamo già caduti, tengono le posizioni, ma abbiamo ancora Andreotti e Pippo Baudo, signori, lasciate stare, abdichiamo a noi stessi, facciamoci da parte e mandiamo avanti i ragazzi. Al governo ci devono essere ragazzi dai 20 ai 30 anni, hanno fantasia, onestà, lealtà, capacità imprenditoriale, hanno testa. Invece lì questi soliti casini, basta! I giovani perché si buttano via così? Perché sono incuneati nel nulla i nostri ragazzi, perché noi non molliamo le posizioni. 3S, scalare, scrivere e scolpire, qual è la più bella? Dipende da come qui aggiungo la pessoanità che mi percuote, cioè noi siamo se tu ti leggi Pessoa, probabilmente l'hai letto, siamo una moltitudine, cioè io mi sveglio la mattina, ho voglia di scolpire, una maledetta voglia di scolpire, in quel momento sono uno scultore, devo fare quello, se mi metto a scrivere, fatto pastrocchi, li faccio comunque, quando mi alzo ho voglia di scalare, prepotente come l'altro giorno e le mani portano i segni, ho voglia di scalare, non è che non posso mettermi, io non sono a binario fisso, il mio cartellino dell'anima mi dice va a scalare, allora timbro quello, per cui chi ha la possibilità, e l'abbiamo tutti, la possibilità di timbrare il cartellino dell'anima, perché anche se tu fai le 8 ore in fabbrica, uscito da lì che sei un robot, lì devi diventare robot. Faccio le 8, ma fuori dalla fabbrica devi seguire te stesso e se ti va di farti l'orto non devi dire ma devo giocare a tennis perché non hai capito una sega, allora sì sei schiavo, se ti va di fare l'orto fatti l'orto e manda a quel paese quelli che ti aspettano a giocare a tennis, ma ci vogliono palle a fare la libertà e qua dentro non star fuori di galera, ricordatelo. La scalata più difficile qual è? Ne ho parecchie, ma alla mia età anche quella dell'altro giorno, però direi la diretta sul Colnudo che ci è costata 5 giorni a bivaccare lì nelle amache, ma sai le scalate sono tutte difficili perché se sbagli sei morto, però il Colnudo era difficile perché c'è l'isolamento totale, cioè tu scali alle nord di Lavaredo, sì, scali, difficilissime, però giù ci sono i rifugi, la gente che ti guarda col binocolo, esibisci la tua prestanza arrampicatore, ma il Colnudo ci vogliono 8 ore solo a sapere dov'è il Colnudo e quindi mi ha impressionato l'isolamento, lì se ti fai male sei morto, perché la difficoltà non è tanto l'appiglio, ma la difficoltà psicologica che dici se mi spacco una gamba sono morto e quello fa paura.